Devo ringraziare Domenico Asaro che da Canicattì ha una poesia che tanto si addice a Codesto Castello, quella delle tre donne. Delle tre donne che sono morte qua dentro, chiuse. Quindi un grazie Domenico per questa pausa. Signore presenti, buongiorno a tutti. Il titolo del mio componimento, Sti tri soru. Soru. È una cantata. Buon ascolto. Cari genti avvicinati, caprecisi di sto punto, e l'ho fatto viscontati di sta storia che racconto. Si passati a Mossomeli e vedete lo castello, arrestate, sbalordite, quando è canto forte bello. Ci arrestate, sbalordite, quando è canto forte bello. Nelo mille e a 300 lo barone Chiaromonte ci regnavo molto contento e lasciata dei racconti di sta storia. Io vi parlo dei tre suori cari amici che camparo assai scontenti e morero di infelici. Sti tre suori sfortunati per la guerra da chiamava, furono tutti tremorati e che un nodo li cercava. Lo destino questi sono e ci fu troppo crudele, non ci detti lo tesoro, ma ci desi tanto felice. Alla fine di la guerra fuero io te a cercare, sono trovati morti in terra, tutti si de lo mangiare. Sono trovate morte in terra, tutti si de lo mangiare. Che sta storia la concludo e vi dico cari amici, ora dormi non c'è pace, su felici tutti e tre. Ora dorme, non c'è pace, so felici tutti e tre. Bravissimo, io lo sapevo. Ci hai fatto una bella sorpresa, grazie anche per aver dedicato questi versi alle nostre tre donne. Complimenti. Io volevo dire all'amico Salvatore Cappalonca, a voi tutti, avevo preparato un altro componimento. Questo non so cos'è stato sabato scorso, mi è venuta questa ispirazione tanto che l'ho fatta a spezzoni durante la giornata di lavoro. Poi costruendola con un po' di pazienza, sangue freddo, è uscito fuori questo. Bravo. E ci tenevo tanto a presentarlo. Grazie Domenico, ci erano tutti qui a Mussomeli. Ovvio che una bottiglia di vino è il
tuo attestato di partecipazione, ti spettano, ci mancherebbe altro.